Sì, allora la mostra appunto è articolata in 3 sezioni, ci sono le sculture di ghiaccio, c'è la sezione invece dedicata ai dipinti, sempre a tema ghiaccio-neve. Si tratta di una selezione di autori veneti e friulani particolarmente dedicati appunto a questo tema. Sono forme molto diverse perché sono artisti che variano da temi diciamo legati al paesaggio e anche invece a un'interpretazione, se vogliamo, più interiore, personale, anche astratta del tema della neve. Forme e linguaggi diversi per dare, come dire, una visione così articolata di queste forme del freddo, ripetendo poi il titolo della mostra. È da non perdere, secondo me, anche la sezione della fotografia, perché è una fotografia particolarissima. Il fotografo è Claudio Orlandi, un fotografo di Roma che da anni sta fotografando la catena dolomitica, interessata diciamo dai cosiddetti geotessili, questi tessuti naturali, questi teli che vengono messi, posizionati sopra i ghiacciai terminata la stagione sciistica per rallentare il punto di fusione del ghiacciaio.